Fuide di cerviei e nuovis migrazions il viaggio non le dome parla. A lei il fil conduttore di une convigne organizzate dalla Regione e dall'Emt Friul Talmont per fevelare le opportunità dai giovins di vivi esperienze formativi temporanei in tal forest per dopo tornare in regione con competenze più grandi. Sintin, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il presidente dell'Emt Friul Talmont Loris Basso. Un'opportunità che sta con i seminari, no? Si cercare di italians a torpa al mondo, un seminario sulle migrazioni, ma è importante che i giovani alle in fur, ma anche attorno in chi nella nostra regione. Sì, è importante che i giovani facciano esperienze, che crescono, che imparino robe nuove, che vedano che fa con nuove culture, nuove diversità rispetto a che cacciate ogni dì. Però è importante che i giovani abbiano un senso di appartenenza, un legame forte con la nostra regione, perché comunque abbiamo bisogno di giovani che la fede cresci, che portino avanti i nostri valori, la nostra identità, la nostra tradizione, e quindi che io consiglio a tutti i giovani è di non mai pure di imparare, di conoscere, di avviarsi a nuove esperienze, però di ricordarsi sempre che il proprio territorio, la propria comunità, l'appartenenza al Friuli Venezia Giulia, e quindi io spero che provi tante esperienze, ma che dopo siano sempre first per stare qui in Friuli. Loris Basso, presidente dell'Ente Friul Palmont. L'ente lavora proprio parchista. Ma sicuramente sin 70 anni che come ente in interesse regionale col sostegno della regione noi teniamo che contare con 12 furlans che sono sparnizzati intorno al mondo, ma in modo particolare in chi ultimi 6 anni, soprattutto al periodo dopo dal Covid, è stato importante individuare le mappare, ma sapere che sono, no? Per ve chi contasse, perché a differenza dell'emigrazione da secolo stato, che era una migrazione più istanziale, si metteva su famè purtroppo in America Latina, in Canada, in Australia, che in Europa è ormai una mobilità professionale, e stando anni su una bande, un anno di un'altra bande, per fare esperienza, per mettere a frutto il lavoro dei loro studi, per crescere professionalmente. Quindi l'importante stage da ora. 3 anni fa vi cominciato dopo il Covid, su iniziative dall'Emt Friul del Monte, con 12 altri ENS dai corregionali all'estero, di sapere che sono, crea una rete per sé, perché si vedi, si conoscete, mette a disposizione che rete da regione, da imprese da regione, no? Perché siamo bisogno di professionalità, tali che già formati per far tornare una roba importantissima. E il convegno di voi è parte anche a fare queste esperienze ai giovani, e vi chi che sono già 2 o 3 anni che sono all'estero, come che dicevi, che sono ambasciatori da nestetiare, ambasciatori di un progetto dell'anno passato che è stato fatto a Londra, da culture, da tradizioni, Mittelfest, Gorizia 2025 era il tema di chi sta l'Erasmus, no? Quindi questa opportunità di là a Torpa Europa di conosci, di crearsi però il proprio futuro, perché dipende proprio da ciò che viene tutto a disposizione da regione, da nessuna università, la Tor, formarsi, c'è là il mondo, ma poi tornare con un bagaglio importante di professionalità. E come spazio alla rubrica settimanale Novis dal Monte. E ho virzin questo appuntamento dal Brasil, dove sono stati fatti le selezioni dal Consiglio direttivo dal Fogolar Furlan di Ivora, conosciuto anche come Nova Udine. Il Fogolar è stato fondato in tal 1997 e la nuova presidente è Ines Simonetti Pase, che ha il ruolo di segretaria municipale all'educazione in tale prefettura municipale di Ivora. Con lei in tal direttiva sono il vicepresidente Hector Giacomelli, la segretaria Elenpi Sinviera, il tesorier Valdir Moro e l'ez anche Ivo Copetti, anche revisor dai Cons, Milton Fagan e Carolina De Pellegrini in tala commissione culturale e Gabriela Simonetti, anche supplente. Dalle attività in programma e la volontà
volontat di rinforci la conoscenza dalla lingua furlane, fevelade passate di generazione in generazione, fin dai prins pioniers rivaz in zone dal Friul. E per motivo di gionde è stata la comunicazione dagli gnoccis di Hector e Caroline, componenti dal Consiglio direttivo. E proprio dalla riunione dal Consiglio direttivo dal Fogolar Furlan di Nova Udine nus rivin i saluts. Sintin allora. Allora, usgnotto sin cap per tornare a mettere in fuori il Fogolar di Nova Udine. Mandi Friuli! Mandi! Restin in Brasil, ma spostinsi in tal stata di Santa Catarina, dalla città di Urussanga, dove il Circul Furlan di Santa Catarina ha eletto il suo consiglio direttivo. Presidente gli è stata confermata Carla Riberio, Cundoglie Michel Bonetti, Mariel Bonetti e Tiago Teixeira. Dalla squadra a fase in parte anche Gloria Mazzucco, Leandro Cittadin, tanche supplenze e Fernando Luigi Padoin Fontanella, Eliana Maria Maccari e Cibele Mariot Teixeira, tanche revisors dai cons. La rubrica di Gnovis Talmon tornerà a zenare, anche Gnovis si ferme per qualche dì. Tanti auguris di buon Nadal a tutti i furlans e mandi.